passata Trisulina. Stiamo iniziando a registrare. Allora, non sono potuto passare senza fermarmi. 14:20, oggi è 27 luglio 2018. Io, Libero Manca, Roberto Virdis, dobbiamo parlare di che cosa? Anzi, Libero ci deve raccontare del suo viaggio intorno al mondo, durato 1 anno e mezzo, 18 mesi, ok. che è finito dopo 38.000 km, 38.500 km di Per me pedalate, 500. con partenza dalla Francia poi Roma. e rientro 1 anno e mezzo dopo sempre in Francia. Puoi dire, parlando molto lentamente, come parli sempre, come ti è venuto in mente di fare questo viaggio? Allora, io praticavo un po' lo sport e la bicicletta, un po' di montagna, ho fatto un po' di alpinismo, compreso Monte Bianco e altre, e quindi poi facevo parte di questo club e facevamo delle tappe, non so, 100, 120, 150, anche 200. Tu stavi già in Francia da quanto tempo? Io sono arrivato in Francia nel 68, nel 65 e poi sono partito 9 anni dopo, dunque nel 74, 9 anni dopo. E quindi l'idea di viaggiare, perché ero andato prima a Cap Nord, dopo che facevo tanta bici in Francia, ero andato a Cap Nord in macchina. Allora avevo detto, peccato di averlo fatto in macchina, perché in bici sarebbe molto più bello, perché l'ho fatto in 30 giorni, 10.000 km. In macchina vedi poca roba. In che anno l'hai fatto tu questo? Nel 72. 72, quindi tu eri già un appassionato di bicicletta? Sì. Questo l'avevo fatto in macchina a Cap Nord. Ah. Però in Francia avevo già fatto varie stagioni di 7.000-8.000 km all'anno per tanti anni l'avevo fatto, guarda. Uscivamo tutti venerdì, sabato, domenica, poi prendevo le ferie e facevo anche 2.000-3.000 km di bicicletta per le ferie. E allora poi ho detto peccato di non aver fatto Cap Nord in bicicletta, perché mi sarebbe piaciuto. Poi da lì ho detto, poi è successo che nel 71, nel 71 avevo incontrato questo giapponese. Il giapponese? Quindi era nel 70. Tu stavi a Grenoble? A Voiron, vicino a Grenoble. Voiron, vicino a Grenoble. Nel 70 ho fatto Cap Nord, scusate il sbaglio. Nel 71 incontro questo giapponese a Chambéry, dove mangiavamo al ristorante, e ho visto questo e ho detto, porca miseria, se è sordo di nascita, è parte del Giappone in bici, sì. lui lo può fare, perché non lo Perché posso non puoi fare fare io? tu? Perché allora da lì cosa ho fatto? Mi ha lavorato la notte, parla come il viaggio quando si parla, e ho detto cercherò di fare il giro di mondo in bicicletta. Ma in una notte, così? In una notte. Tu l'hai incontrato l'hai incontrato al ristorante? Il ristorante, che lui era, sull'articolo c'è scritto era bloccato dalle nevi a Chambéry. Che periodo era? Nel 71. Sì, ma nel 71-72. Mese? Giorno? Dicembre-gennaio. Quindi proprio freddo. Freddo. Lui ha bloccato dalla neve. Allora dalla neve e le autorità li hanno portato fuori da questa neve e poi ha raggiunto Grenoble, che voleva rendersi a Grenoble all'università per far vedere ai giovani che tutto è possibile anche essendo indicapato delle orecchie, per dire, la questione è quella, e c'è scritto anche. Quindi lui era sordo. Lui era sordo. Allora, cosa ho fatto? Subito dopo, qualche mese dopo, abitavo con mia sorella, che adesso è morta nel 2000, e io in camera mia mi ero preso una carta geografica del mondo, con tutti i paesi del mondo, una carta geografica enorme, e avevo messo delle, come si chiama, gli aghi, delle puntine. le puntine, e facevo dei fili, mi sono disegnato tutto il mondo e dicevo devo andare qui, devo andare lì. Ma questa scelta era una scelta casuale oppure tu avevi dei No, riferimenti? avevo voglia di conoscere altro che l'Europa, volevo conoscere altro, volevo convivere, vedere la gente, come si chiama, le loro culture loro, certo. E vedere, parlare le lingue non è possibile perché non puoi parlare tutte le lingue del paese. Un po' parlavo bene il spagnolo, il francese, l'italiano, qualche parola in inglese, qualche di una. Quindi tu quest'idea l'hai covata, diciamo, per 3 anni, nel senso che dal 71... Sì, 71-72 io, poi da lì ho detto, poi partire, però allora forse non ero abbastanza pronto, e poi allora il presidente del club, Laurent, mi diceva, tu sei pazzo, ti può succedere qualcosa, come fai? Ho detto, ascolta, io non mi importa se succede qualcosa,
non sono sposato, non c'ho famiglia, Eri mia determinato. mamma e mia sorella sono in Sardegna, ho detto non fa nulla, io voglio partire, ormai era deciso di partire. E poi è andata così, e allora, adesso non so, come dire, Non ti ha bloccato neanche la lingua, cioè il fatto che comunque tu non voi conoscevi. no, allora, per le lingue, ho detto con quel poco mi sbroglierò. Solamente volevo prendere contatto con certe ambasciate anche per sapere in quale periodo potevo spostarmi. Quindi tu non è che sei partito No, all'avventura, hai programmato no, tutto con molta attenzione. no, non ho programmato tutto no, però mi sono Quando organizzato fai 38.000 km non puoi programmare tutto. e mi sono però- fatto fare una bicicletta su misura Mm. abbastanza forte per non avere troppo problemi. Già non avevo problemi di salute, in quel periodo non ne avevo, ero abbastanza in buone condizioni e ho detto con la bici Aspetta un evitiamo. attimo e fermati. La bicicletta di cui parla Libero è questa. E quindi ho detto evitiamo di avere troppo rogni sulla bici, quindi allora il mio presidente mi fa non puoi partire con la tua bici che facevi in Francia. Tu Perché avevi una bici da corsa. una bici da corsa, anche questa, però questa era più forte, cioè avevo la forza, era tutta sudata insieme, tutta nello stesso pezzo, e che poteva resistere molto più dei bagagli. Quindi un monoscocca, insomma. E poi era molto più robusta, l'altra pesava magari 9 kg, questa ne fa 14-15, Pesante. pesante. E allora mi ha detto se vuoi veramente partire, a Lione c'è un costruttore di bici, si chiama CLC, sarebbe Club Lyonese Ciclisti, Mhm. e fa biciclette su misura. Ne ho parlato con il presidente della federazione francese, non del cicloturismo, proprio competizione, mi ha detto la bicicletta io non te la faccio, ma a Lione te la facciamo fare. E l'avevo pagata 400 franchi. L'hai pagata tu con i soldi tuoi? Ci ho pagato io i soldi. 400 Però franchi che è una poi bella cifra. erano già soldi. Però i 400 franchi poi mi hanno regalato i sacchi, tutte le borse e poi la tenda e il sacco a pelo leggero me l'hanno regalato loro. E poi lì, in quel tempo, mi dicevano partire solo non è possibile, perché se succede qualcosa non sappiamo dove finirai. Allora avevo una compagna, un'amica, che avevamo fatto molte montagne anche a 4.000 metri insieme con questa ragazza e voleva partire con me. Allora ho detto Martina, ci vogliamo bene, e se partiamo io non sono per te, perché io non mi sento di sposarmi, casco incinta, per obbligatoriamente casco incinta in quel viaggio. Ho detto succede qualcosa non mi voglio sposare. Allora ho detto no, stiamo amici, siamo andati al Capo Nord insieme, abbiamo fatto tante montagne 4.000. Allora, Quindi lei ti aveva proposto di fare il mi ha viaggio proposto, ho insieme. detto Martino, poi alla fine avevano un negozio di frutta e verdura, vendevano gas e queste cose, e muore il bavo. Muore il bavo, la mamma resta con con un fratello che era mezzo handicappato, diciamo. Allora immediatamente mi fa libero, io non posso più partire, non posso lasciare la mamma con il negozio da sola. Allora ho detto vabbè. Allora in quel tempo ho detto, ho conosciuto Poletta facendo un trekking a piedi con questo mio cognato. Arriviamo lì e ho conosciuto Tuo cognato che faceva parte del club del club, ciclistico. che era lui che faceva la contabilità del club. Mhm. E allora siamo partiti a fare questa marciapiedi, poi abbiamo incontrato allora, noi non li conoscevamo, eravamo a 70 km, erano organizzati per una società di questi a piedi. E allora subito abbiamo fatto amicizia, poi da lì siamo appuntamento, io ho detto io però, anche se ci vogliamo bene, che sono innamorato. Devo partire. Devo partire. Io era a settembre del 74, a settembre del 73, io dico a maggio 74 parto, quindi sono 4-5 mesi e quindi no. Da lì allora ho conosciuto un amico che veniva di fare il militare a Tahiti, questo Michel Rajon che era partito con me in bici. Stava arrivando da Tahiti. Faceva il servizio e mi hanno invitato per il suo compleanno. Allora mi ho presentato e mi ha detto guarda se vuoi vengo con te. Ho detto aspetta noi ci conosciamo. Ho detto da qui a maggio 2 o 3 mesi. Ho detto no aspetta. Allora mi ha detto sono andato in Jugoslavia in bicicletta, ho fatto questi 15 giorni quando ero ragazzino con quei campi di... Allora ho detto vabbè vogliamo vedere. Allora abbiamo fatto fare le bici a Lione tutte e due uguali, lo stesso uguali. Le stesse biciclette. Se vuoi partire partiamo, però adesso prima proviamo le cose, no, se non partiamo ti mantieni la bici e io mi mantengo la mia. Allora
ho messo le prove, Galibier, avete fatto un bel le finestrelle, cestriera. Quanto Beh, tempo? avete fatto dei test? Quanti tempi? Un po' di mesi. Un paio di mesi di test. Dicevamo che facevamo un po' di bicicletta nel mese di ottobre-novembre, poi alla fine c'era la neve, non faceva, poi allora in primavera, quando le strade erano aperte, partivamo. Allora poi alla fine ho detto, boh, vediamo una cosa. Non pedali male, però ho detto, i caratteri erano un caratteraccio di merda. Non lo conoscevo. Te ne accorto subito. Subito no, però Lui come si chiama? Michel Rajon. Allora il padre era direttore della banca, tutti lavoravano in banca, sua madre era direttrice delle scuole, non so che cosa, Quindi gente molto benestante, che insomma. avevano una casa enorme, di quelle case un po' suave. Allora, d'ora in considerazione mi hanno preso. Lui come era venuto a sapere che tu stavi per fare questo? Questo perché ci hanno invitato a una serata, ok. una serata che ci hanno invitato, ma questi amici miei che abbiamo fatto Montebianco insieme con Marco Talon, che un giorno facciamo, perché sono amici sia perché era il migliore amico ancora oggi. E allora ho detto ti presento questo, ma adesso mi ha dato così, e poi alla fine ho detto ma partiamo, a mese di maggio partiamo. Però i suoi mi avevano avvertito, dice guarda che Michele non è maturo. Quindi proprio i suoi familiari Sì, che avevano messo ho in detto guardia. Michele è abituato a colazione a letto, Ah. si alza alle 9:30 del mattino, ho detto vabbè vediamo, sapete la colazione e stringere la cinta. Allora siamo partiti, dopo quel tanto siamo partiti da casa di mia sorella, io ho lasciato lì, abbiamo caricato le bici e siamo partiti. Arriviamo dopo l'abbraccio con Gerare e Jo, siamo arrivati in Svizzera, la prima notte abbiamo fatto 134 km, eravamo vicino alla Svizzera, tutta la Savoia, la vediamo sito di quello, poi arrivati all'entrata di Genève e lì sapevano già che noi partevamo perché hanno visto quell'articolo sul giornale della televisione. Allora ci hanno dato carta bianca per mettere la tenda